Allora, intanto vi voglio ringraziare di questa occasione, voglio portare un saluto a tutti, voglio ricordare che sono accompagnato in sala perché gli assessori non lavorano da soli, no? Lavorano soprattutto con il contributo dell'Aula, e qui c'è Ermano Zanin, c'è Maddalena Spagnolo, che sono qui con me insieme a noi a cercare di affrontare una vicenda che credo sia complessa. Voglio ringraziare coloro che sono intervenuti fino ad ora e voglio in particolare ringraziare ringraziando tutti loro, tutti i collaboratori, gli aderenti all'Associazione della Tribuna, il Presidente Walter Piacettini, che ha organizzato, anzi segue in una serie di iniziative che io credo siano di stimolo, siano importanti per affrontare temi, direi, con la pacatezza e entrando dentro quelli che sono i problemi, perché affrontare i problemi Orlando è facile, no? Poi alla fine i problemi restano, la polemica se ne va, ma i problemi restano e bisogna cercare di risolvere. Allora io, probabilmente questa è la prima vera occasione nella quale cercherò di dire tutto quello che penso, e siccome c'è qualcuno del Partito Democratico che dice che mi hanno incapsulato, poi quando dico qualche cosa di sanità mi dicono che sono ancora legati ai caschetti. La sanità ha 600 milioni di investimenti in cantiere, allora ognuno fa quel che può. L'altro giorno a Trieste ho spiegato a primario delle professioni sanitarie, io non so cosa sa lei di sanità, mi ha detto assessore, naturalmente era uno che io sapevo nome, cognome, indirizzo, l'albero genealogico e tutto, e sapevo chi era, e gli ho risposto, ma dico, io non so cosa so di sanità, io so che quelli che sapevano di sanità c'erano proprio qua, e quindi insomma affronto con grande umiltà, rispetto, una partita sulla quale chi ha fatto politica nei 5 anni passati ha dedicato, credo, grande attenzione. Io mi sono occupato molto del percorso della riforma sanitaria nel corso della passata legislatura e credo anche lì di averlo fatto con equilibrio, non dicendo i no a prescindere, ma individuando alcuni elementi di criticità forti, che peraltro poi si sono rivelati veri, non è che me li sono inventati, ho studiato, ho cercato di... C'è un lavoro importante che in politica si deve fare, bisogna ascoltare quelli che si occupano di queste cose, lo diceva bene Pironacoli prima. E allora cerco di mettere in fila alcune cose che credo siano importanti e che debbano, secondo me, anche entrare nel patrimonio di tutti coloro che se ne occupano direttamente di sanità, oppure sono interessati perché sono interessati al vivere civile del proprio paese, della propria regione, o purtroppo perché sono destinatari della qualità di questo servizio. È una vicenda che riguarda di noi, probabilmente la principale. Ecco, allora su questo comincerei col dire alcune cose. Lo ricordava Pino Napoli prima, sembra un dato marginale, non lo è. Cioè, la prima vicenda legata alla sanità, peraltro in questo pezzo di regione c'è una storia per la quale io farò alcuni passaggi, no? Qui ci sono alcuni protagonisti del tempo, no? E visto che parliamo del sistema, cerchiamo di capire quali sono le misure che noi riteniamo necessarie per essere corretto, e diciamo anche che ricadute ci saranno qua, che non posso non dire alcune cose su quello che accadrà qua, no? Per dovere istituzionale e anche un po' per il romanticismo che deve rimanere, no? Allora, la prima cosa che abbiamo davanti a noi rispetto a questo tema sono i conti, perché senza i soldi le cose non si fanno. E io sono molto d'accordo su quello che ho ascoltato dal Presidente di Federsanità, perché il Presidente di Federsanità dice una cosa che io ripeto da tempo, è che in questo Paese il sistema periferico, e quindi il sistema delle regioni, sta diventando una grande azienda sanitaria. E questo è un tema, perché le risorse che si riducono nelle disponibilità dei sistemi regionali, alla fine per garantire i servizi regionali prevalentemente vanno a gestire e a garantire il servizio sanitario regionale. Dentro questa vicenda c'è la polemica di questi giorni sull'assestamento, dove io sono uno di quelli che non si scandalizza perché buona parte delle risorse devono andare a ripianare i consuntivi del 2017 e le proiezioni al quadrimestre che abbiamo sul 2018, occupando circa 2/3 della manovra di assestamento
peraltro anche in pendenza della sentenza della Corte Costituzionale della quale abbiamo letto alcune cose. E quindi contesto il fatto che la maggioranza di centro-sinistra a qualche giorno dalle elezioni, con la Presidente della Regione già eletta in Parlamento, ha varato una manovra finanziaria di 120 milioni. E quindi 120 milioni più 40 adesso sarebbero stati 160, 40 milioni dedicati alla sanità, 160, è un fatto abbastanza normale. Ma no, tu qualche giorno prima delle elezioni fai una manovra di 120 milioni sapendo che c'è questa tendenza sulla salute, non metti niente, perché allora fai un'operazione tipicamente elettorale per la quale il centro-sinistra ci ha spiegato nel corso degli anni che le manovre puntuali le facevamo noi che stavamo dalla parte, il centro-sinistra no. Primo tema. Secondo tema, il tema dei conti è un tema che si inserisce in un contesto particolare perché questa è una regione autonoma a statuto speciale. E la regione autonoma a statuto speciale dove non ha competenza primaria in materia di salute, perché questa è una fila storica, ci siamo sentiti raccontare per i passati 5 anni, questa non è vero, noi abbiamo gli stessi poteri di natura organizzativa che hanno tutte le altre regioni italiane. Qual è la differenza che abbiamo rispetto alle ordinarie e di alcune speciali? Lo ricordava Napoli prima. Noi abbiamo deciso nel 1997 che questa regione usciva dal Fondo Sanitario Nazionale. È il Fondo Sanitario Nazionale che distribuisce le risorse ai sistemi regionali per coprire la spesa della salute con determinati standard. Noi dobbiamo rispettare gli standard, ma le risorse stanno dentro un processo di compartecipazioni che hanno a che fare con imposte di altro genere, l'IVA, l'IRPEF, e che fanno registrare delle entrate nel bilancio della regione. Fare sulla sanità significa anche sapere controlli di bilancio, come tutte le materie di rilevante spesa. Noi abbiamo delle entrate e abbiamo delle spese. Allora io non ho mai visto in un paese normale che c'era un copiato presidente al quale io sono molto legato politicamente, affettivamente, che diceva che quelli che si erano inventati la capacità di prendersi la spesa della salute e di raccontarlo che era un genio, ho detto io non ho mai visto un genio, si prende la spesa senza sapere, si prende l'entrata senza sapere qual è la spesa. E noi oggi siamo di fronte allo Stato con un contratto dove lo Stato stabilisce la leva della spesa e noi abbiamo una copertura che è condizionata da alcune cose che non è negoziabile rispetto all'andamento della spesa. C'è IDEA, i contratti degli operatori della salute, tutti gli standard sui quali dobbiamo rispettare, che sono competenza dello Stato, vengono coperti con un'entrata che è determinata da un livello di compartecipazione che non ha nessuna relazione nel tempo. Questa cosa è accaduta 20 anni fa, può darsi che 20 anni fa fosse in linea, ma non c'è stata una norma che consenta l'allineamento di questi due elementi. Allora, questo cosa significa? Significa che la nostra autonomia speciale, che è l'autonomia speciale più debole del sistema delle regioni speciali, perché è quella che ha minori quote di compartecipazione, per capirci, poi con la genialata della ridefinizione delle compartecipazioni a 5,93 invece che i 9 decimi dell'IPA, il suo dell'IVA, no? Che è stata fatta nell'ultima manovra del bilancio. Allora, perché i temi del rapporto con lo Stato partono da qua, cioè io faccio delle cose, mi assumo la responsabilità di fare quelle cose in funzione delle risorse che ho, ma se le mie risorse vengono assottigliate nel tempo, è evidente che io alla fine devo fare le cose che sono costretto a fare, quindi cerco di concentrarmi sul sistema della salute e lascio perdere tutto il resto. Magari anche il sistema della salute lo posso fare limitatamente a quelle che sono le risorse. Quindi questo è il primo tema, cioè quello della capacità di riuscire a contestare lo Stato rispetto all'allineamento di quelli che erano gli indicatori nei quali si è negoziata l'entrata e l'evoluzione della spesa, perché se noi non mettiamo in fila queste due cose, quindi il tema dei patti finanziari con lo Stato, il tema centrale riguarda le politiche della salute. E guardate, quando io provocatoriamente dico caro Stato, non che lo voglia fare, ma caro Stato, io prendo la spesa della salute, ti ritorno in compartecipazione del negoziato e tu te la metti dentro il Fondo Sanitario Nazionale, io vengo là e partecipo con la quota del 2% al valore del Fondo Sanitario Nazionale, poi se ci voglio aggiungere delle risorse che sono mie, sono stati miei, ma io sono certo che a livello delle entrate, ci sono 5 anni che urlo per capire l'allineamento dello scostamento tra l'entrata e quella che è la spesa. In un contratto dopo, che deve essere inevitabilmente rinegoziato, ma per il quale due persone, due soggetti si mettono d'accordo su alcune cose e uno cambia le regole d'accordo con l'altro, non da solo. Perché questo è un tema
politico centrale in un paese che è immaginato di delegare funzioni rilevanti per il peso che ha nei confronti dei cittadini, per il valore dei costi, al sistema periferico. Primo tema. Vado avanti. C'è una polemica in atto che va avanti da alcune settimane con la mia importante chi mi ha preceduto, quindi l'assessore Tedesca, quale un giorno dalla direzione della salute era il mio dovere, e mi sono fatto portare l'organigramma, io vedo l'impresa. Quindi la prima roba che devi vedere sono i conti, la seconda è chi lavora con te, come sei organizzato e con chi hai a che fare. Allora noi possiamo discutere di quelli con i quali hai a che fare, ti piacciono, non ti piacciono, hai valutato il ragazzino giocando a pallone, cioè, tutte queste cose, però se non li trovi è un po' un problema. Perché guardate, io sono arrivato alla direzione della salute, ero il direttore centrale che aveva 7 funzioni, tenendosi la sua responsabilità primaria, che era quella del settore della prevenzione, che non è una robetta, e lo voglio ringraziare pubblicamente del lavoro che ha fatto, come voglio ringraziare tutti coloro che là dentro stanno lavorando e tutti gli operatori della sanità. Quando dico sempre che chi lavora in questo mestiere non lavora per lo stipendio, non lavora perché lo sente come missione, poi ha bisogno anche dello stipendio, ed è anche giusto che abbia uno stipendio correlato alle responsabilità che ha. Ma quando tu ti trovi, la posizione dell'assistenza primaria vota, la posizione delle politiche sociali vota, la posizione dei sistemi informativi vota, la posizione delle risorse umane e finanziarie vota. Ragazzi, è un po' dura, eh? Allora io non me la prendo col dottor Marco Longo, che ha scelto di lasciare la direzione centrale della salute e di andare a fare il direttore generale dell'azienda sanitaria universitaria ospedaliera universitaria di Trieste. Me la prendo con quelli che hanno consentito a Marco Longo di andare là senza sostituto. Eppure mi arrabbio, perché noi possiamo avere opinioni diverse, ma il timone in mano a qualcuno va lasciato, e questa è una strategica responsabilità politica di Deborah Serracchiani. È tutta sua. Io Serracchiani, è un politico, è una donna tosta, è una capace, è una, oserei dire, e non ho paura di dirlo, una persona con la quale io ho avuto dei confronti durissimi, ma è una persona che stimo, ho idee completamente diverse, e sono sorpreso che una donna determinata e lucida, della quale condivido quasi niente, abbia potuto consentire questo, perché questo è un atto di irresponsabilità. Quando io ho conosciuto il dottor Peschiuti, che ho avuto la fortuna soltanto di vedere qualche volta nella vicenda Pacini che abbiamo consumato qui, l'ho guardato e gli ho detto: ma scusi, ma qua mi sembra di essere a Kabul. E mi risponde: ma lei non è tanto contento? Aveva un assessore, paura, cioè, vedevi l'imbarazzo, e questo non è un altro elemento di confronto. C'è un terzo elemento che è quello che mi preoccupa di più e che sinceramente non ho ancora capito come possiamo fare questo lavoro. Allora guardate, io nella vita ho avuto delle esperienze politiche, ma ho avuto anche delle esperienze professionali. Tra l'altro la fortuna mi ha assistito, non perché ero bravo, forse sono stato fortunato, ma ho avuto un'esperienza importante che mi ha guidato tra le diverse esperienze, che è stato quello di guidare un'azienda pubblica. È diverso, gestire un'azienda pubblica da un'azienda privata. La semplificazione dell'azienda privata con delle regole molto precise e la capacità di manovra è completamente diversa da quella dell'azienda pubblica. Figuriamoci che cos'è un sistema che ha migliaia di operatori come quello della salute. Allora io sono preoccupato di una cosa forte di quella mia esperienza, e sono convinto di questa cosa. Sono convinto che se tu hai un obiettivo e devi raggiungere quell'obiettivo, se tutti coloro che sono funzionali e operano nel settore per arrivare a quell'obiettivo non sono motivati e sono demotivati, tu quell'obiettivo puoi avere i più grandi luminari del mondo, puoi essere più figo di tutti, puoi avere le idee migliori di tutti, ma quell'obiettivo non lo raggiungi. E allora la mia preoccupazione più rilevante è quella di, lo dico come esperto e spero di essere smentito, cioè che mi dicano che non è così, ma io colgo nel sistema della salute straordinarie professionalità che sono demotivate, che non credono al fatto di poter invertire questa rotta, e questa è una cosa che mi preoccupa, anzi forse è la cosa che mi preoccupa di più,
Perché questo non è un problema di dare una risposta alla salute che sia di destra o di sinistra, perché non c'è un problema di destra o sinistra, qui c'è il problema di riuscire a dare quelle risposte che il cittadino, che il nostro azionista giustamente pretende di avere. E questa è un'operazione complessa, lo dico da uno che ha gestito un'azienda pubblica da 1 miliardo di dipendenti, ma qui ce n'è 15, 16, 17 mila. E quindi questo è un problema che sicuramente ha a che fare con il modello riorganizzativo che abbiamo di fronte a noi. Allora, c'è un quarto tema che mi preoccupa. Allora, c'è stata molta polemica sul tema del sistema delle emergenze e delle urgenze, no? Sono andato a vedere dentro questa storia del 118, del 112, scopro che il 20% del territorio regionale non è coperto dal segnale delle comunicazioni e in determinati punti la comunicazione tra il sistema di emergenza, l'elicottero e il centrale operativo non è garantita. Allora, io non voglio fare esami a nessuno, dico che quella posizione che è scoperta vale 40 milioni di euro, 40 milioni di budget sul sistema informativo, noi nel sistema informativo, e anche questa è un'altra condizione che mi sono fatto nel corso di queste 3 settimane, io sono di là 3 settimane, non da 30, ma 3 settimane, è che noi siamo in grande ritardo rispetto alla capacità del nostro sistema tecnologico di garantire una qualità di sanità adeguata. Perché se noi non dobbiamo far viaggiare le persone, noi dobbiamo far viaggiare le informazioni, e se un medico ha un paziente davanti a lui non può nel 2018 in una di quelle regioni che noi riteniamo sia una delle migliori regioni in questo paese non schiacciare un tasto e non sapere questo come si chiama, dove abita, se ha avuto la febbre, la parotite questo è un tema, non è un tema straordinario con il quale noi immaginiamo in futuro che faremo le operazioni da casa per via laparoscopica perché il medico ci spiegherà cosa deve fare, perché arriveremo lì, ma se non siamo in grado neanche di far sapere che la ricetta medica che ha avuto questa persona, un esame che ha fatto l'ultima volta, l'ha fatto 3 mesi fa e i risultati sono questi, è un problema. Allora, mi sono permesso di andare dal presidente della società informatica del Friuli Venezia Giulia, al quale ho chiesto cosa pensava di questa cosa, e ho trovato un giovane capace, brillante, che mi dice: io sono venuto qui per migliorare la reputazione di questa azienda che secondo me quando sono arrivato era in difficoltà. Io non do giudizi, io ho solo chiesto, visto che 3 anni e mezzo che dice, secondo lui la reputazione a che livello sono arrivata. E gli ho anche detto, dico, guarda, io considero questa azienda un grande patrimonio della ragione, io ho fatto la battaglia per quell'azienda lì. Dico, però noi, in particolare in questo sistema qui, quando ci spendiamo 40 milioni all'anno di servizio, cioè io sono preoccupato che magari qualche certificato di residenza arrivi un giorno dopo, ma sono molto più preoccupato se noi non riusciamo a affrontare questi temi, perché questi temi vengono prima. E allora, siccome non serve andare dall'altra parte del mondo, ma probabilmente basta andare a guardare qualche altra esperienza in qualche altra regione italiana, e magari prendersi quelle cose e portarsele a casa che forse non costano così tanto, e finire quella filastrocca per la quale abbiamo sempre fatto così, io credo che questo sia un altro dei temi strutturali da affrontare. Io non so se questa è la riforma della sanità. Io penso che questi 4 titoli siano il pilastro sul quale basarla, e non mi sottrarrò a dire le cose che penso anche del riassetto, perché questa è la piattaforma. Perché se io devo fare le analisi del sangue e in qualche altra regione prendo il telefonino, schiaccio il tasto, arrivo lì, so dove devo entrare, che ora devo uscire, la stanza è qui, devo andare con, cioè basta copiare. Allora perché non copiamo? Magari poi copiamo e facciamo meglio, ma perché non riusciamo a fare queste cose? Cioè io poi, questo non è un giudizio politico, questo è uno dei criteri per i quali questo Paese nel momento ha costruito dei sistemi che devono dare dei servizi, invece di garantire la qualità del servizio a quello che è il destinatario finale, si preoccupa di tutelare delle posizioni che riguardano se stesso e la propria esistenza. Allora questo è un problema. Questo è un problema. Qui bisogna avere coraggio. Io capisco che queste scelte possono essere delle scelte
che costano anche sul piano. C'era un signore che secondo me ha fatto tutti i dolori spinalici, no? Che ci diceva che fare il mestiere che facciamo noi non può essere un mestiere che orizzonta le nuove lezioni, ma pensa alle nuove generazioni. Se noi continuiamo ad andare dietro i sondaggi, noi dobbiamo precedere i sondaggi e avere il coraggio anche di fare alcune scelte che ti impongono di dire che se tu non sei in grado di fare quella cosa lì la vai a prendere dove c'è quell'altro che ti dimostra che è in grado di farla e l'ha fatta prima di te. Vorrà dire che lui avrà qualcos'altro che potrà venire a prendere da te e tu hai fatto prima di lui. Ma noi con l'ordinarietà non veniamo fuori da questa storia. Mi calo un po' agli aspetti un po' più per gli operatori del settore, no? Per cercare di dire. Allora, e lo dico qua perché, non solo per ragioni affettive, ma perché qua c'è un pezzo di storia di tutto questo sistema. Qui vedo molta gente che non è di qua, ma siccome ce n'è altrettanta che è di qua e che quella storia va vissuta, io credo che noi dovremmo fare una pubblicazione, un evento dedicato a quella storia, perché dentro quella storia c'è un po' un pezzo di un filo conduttore che noi dovremmo avere il coraggio di riprendere. Allora, la riforma vera, quella del 93, che risponde ai nomi di 3 figure politicamente importanti che stavano in Consiglio regionale, no? Che sono state cose, ci sono state delle scelte, sono combattute, c'era il tema degli ospedali, la grande tensione anche con le strutture ospedaliere che qualcuno immaginava di poter... Ma è quello il crocevia vero, è quella riforma del 93. Ma prima del 93 c'è stato altro, lo ricordavi tu, perché nel 93 c'era Giampiero Fasola. Alla fine degli anni 80 c'erano 2 signori, uno si chiamava Adriano Biasutti e l'altro si chiamava Gabriele Manzoni, i quali una sera vengono nell'aula del Consiglio Comunale di Toronto. Io ero un ragazzino, non ero consigliere comunale, sono diventato consigliere comunale nel 90 e affascinato dalla politica andavo a capire le cose. Io me ne ricordo di 2 signori quando sia Biasutti che Renzutti spiegarono perché Villa Bianca doveva chiudere. Allora, sono passati 40 anni, avevano torto o avevano ragione? Dirò di più, non dirò i particolari perché poi alla fine quella vicenda si è chiusa, perché non vorrei toccare la sussidità di qualcuno che non c'è più, perché io so perché si è chiusa senza le polemiche popolari, perché c'era qualcuno che negoziava e portava a casa risultati importanti anche perché quello è stato. Però questa comunità ha capito in quel momento che quella era una scelta strategica e il primo esempio di struttura territoriale nasce qui, e nasce qui rispetto ad una scelta che è stata puntualmente smentita e sbagliata nella riforma, cioè la costruzione del distretto e quindi della risposta territoriale in alleanza con dei dimensionamenti che non potevano avere l'autosufficienza di questo pezzo di Friuli, e quindi l'alleanza con la struttura ospedaliera di San Daniele, demolita, devastata, martoriata lei diceva no, io dico dalle risorgive del marmo alle piste dell'Ussari. Allora, anche questa è un pezzo di storia di quelli che si mettono lì con la cartina e per conoscere il Friuli hanno bisogno che gli regaliamo un tom-tom. No? Allora, questa è una storia che io rivendico, ma lo rivendico davanti a tutta la comunità regionale, perché nel momento in cui c'è stata una comunità, una classe dirigente, e c'è stata una comunità che ha capito questo, e San Vito di Staveno di Niente, in quel momento, quel modello è un modello inevitabile nella prospettiva della qualità della prestazione sanitaria e della sostenibilità rispetto ai conti.
e quella comunità scelse quella tipologia. Oggi secondo me, ovviamente in modi la scelta strategica è quella lì, alleandosi in dimensionamenti di un certo tipo. Allora, io penso che i modelli organizzativi non rispondano a scelte politiche. Tutto quello a cui abbiamo assistito nel corso di questi anni. Il nodo vero è il processo organizzativo, perché c'è un nodo politico. L'altro nodo politico è questo, anzi l'unico nodo politico, è se, come qualcuno immaginava, e come ci sono altre esperienze in questo paese, qualcuno volesse demolire il principio che io considero una conquista e un valore, che è l'integrazione sociosanitaria. Per me è un valore, però non possono rilevare che nel corso dei 5 anni passati della riforma quel valore è stato trasformato in un pezzo di potere. Guarda, io sono a Trieste perché sono stato, detto, io sono per difendere le conquiste determinate dall'integrazione sociosanitaria, che trovano in Trieste delle esperienze straordinarie. Però quando quelle cose diventano stressanti e diventano pezzi di potere, e allora mi va più bene. Ed è questo che è accaduto, altrimenti non avremo una previsione in pianta del servizio sanitario regionale di uno psichiatra ogni 50.000 abitanti, no? Perché io per il Consiglio regionale ho detto tu ti preoccupi di noi perché siccome ci stai facendo impazzire tutti, ci vedono un direttore di software di psichiatria ogni 50.000 abitanti. Allora, vogliamo rimettere la palla in mezzo? Allora, perché se vogliamo mettere la palla in mezzo, tu ridi, ma è vero o no? È vero? Cioè, noi chiediamo le medici, chiediamo le chirurgie, chiediamo le ortopedie. Cioè, io poi per la proprietà transattiva faccio parte della categoria, no? Allora, io credo che su questo tema, e voglio dire un'altra cosa anche nel tema dell'integrazione sociosanitaria, quello che mi dà dolore è, e questi sono i fatti veri, no? Sono i fatti veri che l'anziano settantenne di Canuscio di Varmo per fare i raggi non può andare a Udine e deve andare a Tolmezzo. Allora, Cristo santo, questo è un problema che noi abbiamo o no? Allora, io non credo che questo sia un problema di risorse, questo è un problema politico, no? Cioè, non arrivo a dire che siccome non hai soldi per dare il team, però questo sistema non può funzionare, no? E sono uno di quelli che ritiene che noi dobbiamo avere il coraggio di dire davanti alla gente che se prendiamo qualche voto che non possiamo avere